Buongiorno. Buongiorno. Mi parli un po' di lei, va? Eia. A casa mia siamo una famiglia abbastanza tranquilla. Io non mi sono mai sposato, abito ancora a casa con babbo e mamma, veramente. E dormo nel letto con loro. Davvero? Sì, perché quando ero piccolo avevo paura io. Oggi hanno paura loro, ragazzi, veramente, con i tempi che corrono, ragazzi. E siamo una famiglia di povera gente, proprio gente povera. Pensate che quando muore qualcuno della mia famiglia, così, o parente, lo seppelliamo con la testa fuori per risparmiare i soldi della foto, ragazzi, veramente, ragazzi. Quando ero piccolino, cazzo, un'infanzia strana, pensate che mi cantavo le ninne nanne da solo, cazzo, perché babbo e mamma a tempo non ne avevano, e così era. E poveri miei. Una volta a babbo gli ho chiesto: babbo, a Natale, babbo, cosa mi fai trovare sotto l'albero quest'anno? Il pavimento, cazzo, mi ha risposto. Oh yeah. Pensate che nel mio paese non c'è nulla, l'unico locale aperto, cazzo, la notte, lo sapete cos'è? La guardia medica, cazzo, una cosa, una tristezza proprio. Io, a dir la verità, una ragazza ce l'ho anche avuta molti anni fa, era bella anche questa ragazza, mi piaceva moltissimo, ero innamorato pazzo, pesava 120 kg, pesava. Una volta eravamo tutti e due al chiaro di luna, seduti in un'atmosfera bellissima, e mi ha chiesto: amore, dimmi qualcosa di magico. E io gli ho detto: ti trombo e poi sparisco, cazzo. Io ero molto romantico, una volta gli ho detto: vedendo la stai la luna, amore mio, la faccia in culo ti metti a te, cazzo, perché proprio mi piaceva moltissimo, mi piaceva veramente. E poi mamma poverina cucinava malissimo, pensate che cucinava talmente male che quando andavo bene a scuola, no, che mio padre per premio mi mandava a letto senza cena, cazzo. Una volta a babbo gli ho detto: cazzo, babbo, ma dov'ero io quando tu e mamma siete partiti in viaggio di nozze? Mi ha risposto: all'andata eri con me, al rientro con mamma, cazzo. E non sto neanche molto bene di salute. L'altro giorno sono andato dall'occhialista e mi ha trovato lesbico. Mi ha detto, non so come si dice, che mi manca da un occhio 0,50 e dall'altro €1, cazzo. E poi mi ha detto che non vedo bene da lontano, che sono etiope, non lo so come si dice, e che da vicino non ci vedo bene perché sono preside, cazzo. Ma non sto bene, no. Io oltretutto cado tantissime volte in campagna come lavoro, no, cazzo. E mi sono venute le vene vanitose, cazzo, un dolore, un fastidio. C'ho la testa tutta piena di binocoli, cazzo. E oltretutto mi è venuto questo gomito del dentista, non so come si chiama. Cazzo. Devo fare tutto in fretta, sempre. Io soffro di colazione precoce. La mattina ci metto un minuto a fare colazione, cazzo. Mamma mia. E poi con questa crisi qua non se ne può più, veramente. L'altro giorno mi hanno fermato a un posto di blocco i carabinieri, cazzo. C'avevano il bagagliaio aperto, cazzo. Io avevo paura, questi minimo mi stroncano, cazzo. Invece stavano vendendo asparagi, cazzo. Una crisi, cazzo.